Autonomia, la richiesta del governatore Zaia che il Veneto sia inserito tra le regioni a statuto speciale infiamma il dibattito, è già braccio di ferro con Roma che dice inammissibile. Intanto stamani in Veneto la visita del premier Gentiloni a Marghera e a Mogliano sull'autonomia, disposto a fare passi avanti, dice ma no alla lacerazione del paese. Tragedia in Austria, giovane studente vicentino all'estero per l'Erasmus precipita in un crepaccio durante un'escursione e muore. Traffico illecito di rifiuti speciali tra Veneto e Puglia scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso, 25 imprenditori coinvolti, 3 interdetti. Delitto 90, depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato i fratelli Sorgato e Emanuele Accacco, secondo i giudici coerente solo il racconto della tabaccaia. Accordo tra Arma di Carabinieri e Università di Padova per formare negoziatori che intervengono nelle trattative con i malviventi anche in casi di terrorismo, primo progetto in Italia. 100 anni fa, il 24 ottobre 1917, la rotta di Caporetto, sconfitta destinata a diventare storica, esiti devastanti ma fu l'inizio della riscossa. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che ovviamente si focalizza fin da subito con la questione autonomia, dopo il travolgente esito del referendum sull'autonomia e anche dopo soprattutto quanto chiesto ieri tra le disposizioni del progetto per portare avanti la trattativa a Roma dal governatore Zaia, ovvero la richiesta a che il Veneto sia inserito tra le regioni a statuto speciale. Una richiesta, questa a sorpresa, che infiamma il dibattito politico perché c'è già subito il braccio di ferro con Roma. Sentiamo. Nel momento in cui tu presenti un pacchetto dell'autonomia è pur vero che il tema della regione a statuto speciale è un tema che da noi è sempre stato un tema dominante, quindi assieme a tutte le richieste di autonomia è giusto che venga anche richiesta la variazione della Costituzione per diventare statuto speciale. Un atto dovuto, così ieri sera Zaia, ospite a 20:10, spiegava la decisione a sorpresa di chiedere l'inserimento del Veneto tra le regioni a statuto speciale, un fulmine che nemmeno il tempo di festeggiare lo straordinario risultato del referendum ha subito fatto addensare pesanti nubi sulla discussione con Roma. Inizialmente il governo, alla luce di quel 98% di sì, aveva aperto la trattativa, ma ora ecco che il confronto si è trasformato in un braccio di ferro con Palazzo Chigi. Dura e secca la replica Zaia del sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa. Quella del governatore del Veneto per lo statuto speciale è una proposta che va contro l'unità e l'indivisibilità del paese. È una proposta, ha spiegato Bressa, che la Corte Costituzionale ha bocciato. La Corte Costituzionale ha detto che è incostituzionale questa richiesta perché includere la regione del Veneto nel novero delle regioni a statuto speciale tassativamente enumerate nell'articolo 116 non è possibile. Per cui il Veneto ha la possibilità di chiedere questa particolare autonomia, ma deve chiederla in maniera seria, non può chiederla modificando con una legge regionale la Costituzione italiana. Non si tratta di un atteggiamento duro del governo, continua il sottosegretario, si tratta di procedere su un territorio che la Corte Costituzionale ha già decretato non possibile perché incostituzionale. Fintanto che continua a dire che le materie sono tutte 23 e che chiede i 9 decimi di quello che viene prodotto fiscalmente sul territorio del Veneto, sa di non poterlo ottenere perché la sentenza della Corte Costituzionale, sempre la stessa, gli ha già detto che tutto questo è incostituzionale. Cauto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, di fronte alla proposta a sorpresa del governatore. Ci sono 2,5 milioni di veneti che hanno dato mandato per trattare autonomia. Poi quanta autonomia deve arrivare? Da persone serie si discute. Gli italiani, ha continuato Salvini, devono decidere se continuare a farsi governare da un centralismo che ha fallito pur restando nell'ottica dell'unità nazionale. E allora, qualcosa di più oggi ha detto anche il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, perché? Perché oggi è in visita in Veneto, è andato prima a Marghera a visitare l'ENI, adesso in questo momento è a Mogliano Veneto in visita alle Generali. E allora ci colleghiamo subito con il nostro Tommaso Stoppa e il nostro Paolo Sanavio che stanno seguendo questa visita. Tommaso, cosa ha detto il Premier sull'autonomia?
Sì, buongiorno, eccoci qui. Innanzitutto stiamo aspettando l'arrivo del Premier qui nel cortile interno della sede delle Generali a Mogliano Veneto. In questo momento il Premier, che è già arrivato, sta visitando l'Innovation Park inaugurato pochi giorni fa. Siamo stati fino a poco fa con lui alla raffineria di Eni a Marghera, molte le cose che ha detto, ma naturalmente quella che a noi interessa di più riguarda l'autonomia del Veneto. È piuttosto netta l'apertura del Premier Gentiloni verso la questione, ha detto che è disponibilissimo a trattare, non solo, ma ha aggiunto che l'autonomia probabilmente porterebbe maggiore efficienza al Paese e a tutto il sistema Italia. Ha anche però messo in guardia, ha detto che questa autonomia non deve in alcun modo significare lacerazioni per il Paese, quello che è in discussione è un modello di efficientamento dell'Italia e non l'Italia in quanto tale. Per il momento, se hai domande, questo è quello che avremo da dirti. Allora ci ricollegheremo con te per capire quando poi arriva Paolo Gentiloni in quella zona e per capire se riusciamo allora a cogliere qualcosa del suo discorso. Allora ci risentiamo fra pochissimo, grazie intanto a Tommaso Stoppa e allora adesso colleghiamo invece con Vicenza in diretta telefonica perché c'è una tragedia che ha colpito Vicenza, la tragedia di un ragazzo di 25 anni, un ragazzo che era all'estero, in Austria, con l'Erasmus e purtroppo durante un'escursione è morto cadendo in un crepaccio. Allora ci dice tutto Vanessa Banzato da Vicenza. Sì, una buona giornata dalla redazione di Vicenza. Infatti, come dicevate, una tragedia sulle montagne austriache. Uno studente di 20 anni di Vicenza è morto precipitando in un burrone, un volo di un'ottantina di metri, mentre scendeva in solitaria dal monte Pendling a 1562 metri in località Langkampfen sulle Alpi di Brandenburg. Il corpo di Percaldo Maria Pinto, iscritto al CAI di Vicenza, alla facoltà di economia a Padova, grande appassionato di montagna, è stato rinvenuto in fondo a un crepaccio. Il ventenne si trovava in Tirolo per l'Erasmus e sabato aveva affrontato l'escursione con un amico che però non aveva proseguito con Piercarlo la salita. Il vicentino era arrivato in vetta e aveva iniziato la sua discesa. Qualcosa però è andato storto, di lui più nessuna traccia, sono partite le ricerche e il corpo è stato rinvenuto il giorno seguente. Ormai però per il ventenne non c'era più nulla da fare. Questo per il momento è tutto, vi ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. A Treviso adesso con la Guardia di Finanza che scopre un traffico illecito di rifiuti tra Veneto e Puglia e una gestione illecita che nasce a Treviso. Sentiamo. 3 imprenditori, un trevigiano e 2 foggiani, raggiunti da una misura di interdizione, altre 25 persone collegate a 28 diverse società denunciate. L'ipotesi di reato è associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti speciali dal Veneto alla Puglia. A disarticolare il sodalizio criminale la Guardia di Finanza di Treviso, al termine di una lunga indagine denominata Fake Code, proseguita per un paio d'anni. A condurla il nucleo di polizia tributaria di Treviso sotto la direzione della Procura della Repubblica di Venezia, che ha disposto inoltre il sequestro in via preventiva nelle 2 regioni di sedi operative, impianti, strutture e aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti che provenivano dal Veneto. Il lavoro delle Fiamme Gialle ha fatto venire alla luce un'illecita movimentazione di oltre 16.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi che avrebbe interessato anche stati esteri. Il tutto sotto il coordinamento di una ditta trevigiana che si serviva a questo scopo di 3 società oltre confine, 2 slovene e una svizzera, e di numerosi collaboratori finiti poi sotto indagine di altre province italiane. Numerosi siti non autorizzati per il deposito e il recupero dei rifiuti individuati in Veneto e in Puglia. Ulteriori dettagli verranno forniti nel pomeriggio al comando della Guardia di Finanza di Treviso. A Venezia intanto chiusa l'inchiesta nei confronti dei kosovari arrestati, lo ricorderete, lo scorso marzo e sospettati di essere pronti a preparare un attacco terroristico a Venezia.
Terrorismo, 9 prove contro i kosovari di San Marco arrestati il 30 marzo scorso perché pronti a colpire Venezia con il coltello o con una bomba a rialto, come da intercettazioni telefoniche. Chiusa l'inchiesta, restano in carcere Arian Babai, 27 anni, Dake Azirai, 25 e Fisnik Bekai, 24. A loro carico ora anche una nuova accusa, finanziamenti a persone sospette. Sarebbero infatti emerse 2 dazioni di denaro in Kosovo a soggetti ritenuti vicini a movimenti filojihadisti. Nello specifico, Babai avrebbe inviato tramite i servizi di trasmissione di denaro all'estero circa 1.600 euro, mentre altri 900 li avrebbe mandati a Zirai. Tutti e 3 comunque restano ancora in carcere. A loro carico l'accusa prevista dall'articolo 270 bis del Codice Penale, associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, che punisce dai 7 ai 15 anni chi le promuove. Adesso a Padova depositate le motivazioni della sentenza di primo grado per quanto riguarda l'omicidio di Isabella Noventa e quindi la sentenza che ha condannato i fratelli Sorgato. Emanuele Cacco. 4 mesi dopo la sentenza che ha portato alla condanna a 30 anni per i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e a 16 anni e 10 mesi per la tabaccaia Manuela Cacco, accusati dell'omicidio di Isabella Noventa, il cui corpo non è mai stato trovato, il giudice padovano Tecla Cesaro ha depositato le motivazioni che hanno portato al verdetto proclamato in aula. Dei 3 imputati, Manuela Cacco sarebbe stata l'unica a fornire una ricostruzione coerente, logica e non contraddittoria. Secondo il giudice, la testimonianza fornita dalla tabaccaia di Camponogara, sommata agli indizi raccolti dagli investigatori, avrebbe reso possibile l'accertamento della verità. Nelle motivazioni si fa riferimento ai tanti elementi indiziari che hanno inchiodato il trio diabolico: gli SMS scambiati fra i 3, le loro telefonate, i passaggi delle auto immortalati dalle telecamere di videosorveglianza la notte del 15 gennaio 2016, dove si vedono le auto di Freddy e Deborah passare per Padova, e poi il famoso video che riprende Manuela Cacco durante la messa in scena con il giubbino bianco di Isabella. La tabaccaia passa appositamente sotto le telecamere del centro cittadino per depistare le indagini e far credere ad una fuga di Isabella. Giudicata credibile anche la ricostruzione della Cacco quando afferma che Deborah Sorgato avrebbe ucciso Isabella Noventa con 2 colpi di mazzetta. Completamente inattendibile invece le versioni di Freddy Sorgato, secondo il quale Isabella sarebbe morta durante un gioco erotico, e infine contraddittori gli alibi forniti dalla sorella Deborah, che dice invece di aver dormito tutta la notte. Parliamo adesso dell'allarme smog in Veneto. Sono scattate da oggi in terraferma veneziana e blocco delle auto Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4, insomma le limitazioni in terraferma già da oggi. Emergenza smog da oggi in terraferma veneziana, è scattato il blocco auto Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Stop anche il riscaldamento e falò il blocco fino a fine mese 31 ottobre. Ieri l'ARPAV comunicava il persistere dell'emergenza a livello 1 arancio fino alla prossima giornata di controllo prevista per giovedì 26 ottobre. Nel frattempo, come disposto dall'ordinanza comunale la 747/2017, per il livello arancio è previsto il divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito di cantiere e agricolo. Vietata inoltre qualsiasi tipologia di combustioni come falò, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Vietato anche usare tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, ovvero le stufe. A Padova adesso ieri sono vissuti momenti di disagio per i tanti utenti dell'ULSS 6 Euganea dopo l'attacco hacker al sistema informatico della Regione del Veneto. Pesanti disagi per i pazienti dell'ULSS 6 Euganea dopo che domenica si è registrato un attacco al centro informatico regionale, un attacco che ha creato problemi alla raccolta dei dati per il referendum, soprattutto agli utenti dell'ULSS 6 Euganea e in parte dell'azienda ospedaliera. In tilt per alcune ore i dati dei distretti sociosanitari, dell'anagrafe regionale, di quella vaccinale e della medicina dello sport. Inoltre si sono bloccate le prenotazioni e le prestazioni di alcune aree sanitarie e delle farmacie. Proteste infatti si sono verificate da parte di quei pazienti che dovevano acquistare urgentemente dei farmaci specifici e che hanno invece dovuto rimandare l'operazione. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio di lunedì.
Con la cronaca torniamo nella Marca, è il caso di un 19enne pirata della strada perché ha investito con il suo scooter un 52enne, fortunatamente ferito non gravemente, ma è comunque scappato ed è stato poi denunciato. Ha investito un pedone, si è spaventato e invece di fermarsi a soccorrerlo è risalito sul suo scooter ed è scappato. La polizia stradale non ha impiegato molto tempo a risalire al responsabile, un ragazzo di appena 19 anni della zona. L'incidente venerdì sera in via Monfenera a Castelfranco Veneto. L'investimento all'altezza di un ristorante, vittima un pedone di 52 anni travolto da uno scooter. Entrambi sono finiti a terra, anche il ragazzo in sella al motociclo. Invece di soccorrere il ferito e aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine, il giovane è risalito sullo scooter e si è dileguato. Il 52enne è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco mentre gli agenti della Polstrada, dopo una breve indagine, si sono presentati a casa del sospettato. È stato il padre ad aprire la porta ai poliziotti. L'uomo è caduto dalle nuvole, non sapeva nulla di quello che era successo, ma al ritorno a casa il 19enne ha subito ammesso le sue responsabilità. Si era spaventato anche perché non era in regola praticamente con niente, mai conseguita la patente, non aveva né assicurazione né revisione e circolava con una targa diversa da quella registrata. Per lui raffica di sanzioni oltre alla denuncia per omissione di soccorso. L'ira di una madre, siamo a Mestrino nel Padovano, un bimbo respinto dalla scuola materna. Sentiamo perché. La scuola materna avrebbe respinto il figlio senza consentirgli di tornare in classe dopo 15 giorni di assenza. Questo stando al racconto dei genitori. L'episodio avvenuto a Mestrino presenta contorni poco chiari. I genitori avevano lasciato a casa il piccolo dopo aver notato sul braccio un livido. Stando al racconto del bambino, l'ecchimosi sarebbe stata procurata dall'insegnante di motoria nel tentativo di tirarlo fuori da uno scivolo dove si era nascosto. I genitori, dopo aver contattato la scuola via email e dopo aver parlato con il direttore, hanno concordato il rientro in classe del bambino, che lunedì però sarebbe stato respinto. Per i genitori si tratta di un'umiliazione per il figlio e hanno chiesto di riavere i vestiti del bambino. Questa richiesta è equivalsa per le insegnanti al ritiro. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, parliamo del protocollo d'intesa, l'accordo tra Arma dei Carabinieri e Università di Padova, il primo in Italia di questo tipo, per formare i negoziatori. Vediamo. Si chiamano negoziatori e sono quei carabinieri che hanno il compito di trattare con sequestratori, attentatori o terroristi. Se qualcuno prende in ostaggio familiari o semplici clienti di una banca o di un locale o minaccia di farsi saltare in aria nel proprio appartamento, ecco che entrano in azione queste figure pronte ad ascoltare il malvivente ma anche a suggerire agli ufficiali presenti sul posto la strategia migliore per evitare vittime o feriti. Ebbene, per la prima volta in Italia ci sarà anche l'Università di Padova con i suoi docenti di psicologia a formare queste figure. Il negoziatore è una persona che è formata, ma dall'altra parte c'è sempre un uomo o una donna che non conosciamo, per cui il negoziatore deve innanzitutto porsi in ascolto, ma riuscire anche a prevedere il comportamento dell'essere umano che si trova dall'altra parte. E proprio l'università negli anni 30 inventò la prima macchina della verità, quindi da tempo la ricerca viaggia al fianco delle forze dell'ordine, anche appoggiandosi alla tecnologia. Nell'ambito del Dipartimento abbiamo una parte che proprio tende a studiare meccanismi facendo riferimento alla cosiddetta realtà virtuale, quindi simulando situazioni. I carabinieri negoziatori, 1 o 2 per provincia, devono essere pronti a cambiare strategia durante la trattativa, ad ascoltare e a decidere in poco tempo e sotto stress, e sono nati per agire nell'ambito del terrorismo. La minaccia terroristica attuale è un po' diversa perché ultimamente vediamo che il terrorista non è disposto molto a negoziare, ma tende solo a creare il maggior danno improvvisamente, quindi c'è poco tempo però noi siamo pronti sia per questo tipo di emergenza sia eventualmente per la minaccia terroristica più classica che prevedeva il sequestro di soggetti inermi. Allora subito a Mogliano adesso, perché da pochissimo ha iniziato a parlare il Premier Paolo Gentiloni, sentiamo cosa sta dicendo. Di paura. Non è facile, sappiamo che c'è un lavoro che bisogna fare, ma contemporaneamente sappiamo che il nostro paese, i nostri territori, una grande impresa di assicurazioni che ha la sua testa e il suo cuore in Italia, come diceva Donné, e che però si proietta in tante parti d'Europa e del mondo, hanno bisogno di innovazione, hanno bisogno di futuro, hanno bisogno di tener conto
delle grandi novità che la tecnologia ci mette a disposizione, in un certo senso ci impone. Anche il governo italiano ha cercato di favorire questo percorso verso un'economia del futuro con diversi interventi per promuovere l'economia 4.0, come si dice, anche se molto spesso adesso si parla di quella 5.0, l'intelligenza artificiale, gli sviluppi ancora da venire. Nella nuova legge di bilancio continuiamo a investire molti miliardi nella Industria 4.0, cercando di estendere il concetto da industria a impresa, quindi coinvolgendo nella facilitazione degli investimenti non solo la struttura industriale ma anche le aziende di servizi, perché certamente per il cliente, per l'utente, l'innovazione potenziale è una straordinaria risorsa, una straordinaria opportunità. E quindi nell'ambito degli ulteriori miliardi che la legge di bilancio stanzia nel programma Industria 4.0 c'è una quota rilevante che riguarda il settore dei servizi. Non avere paura significa, credo, innanzitutto collegare la sfida dell'economia del futuro, delle imprese e dei servizi del futuro al tema del lavoro. Dobbiamo trovare il modo di coniugare un'economia che si rinnova, che utilizza appieno le potenzialità dell'innovazione tecnologica con il bene fondamentale per la coesione sociale di un paese che è il lavoro. Dobbiamo immaginare il paesaggio sociale del nostro futuro come un paesaggio in cui il capitale umano, la capacità di chi lavora di migliorare le proprie conoscenze e di essere fondamentale nel nostro sistema di industrie e di imprese di servizi rimane al centro. Io non posso immaginare un paesaggio sociale se proietto. Dunque il Premier sta parlando di lavoro e di innovazione, Industria 4.0 e anche 5.0, dell'importanza del mercato del lavoro. Ha parlato anche ovviamente della legge di bilancio, le novità introdotte dalla legge di bilancio. Adesso sappiamo poi che nel corso della sua visita invece a Marghera aveva già iniziato a parlare della questione autonomia, dicendo disposto a fare passi in avanti, quindi un'apertura importante ma no a lacerazioni. Ovviamente in questa partita si gioca anche il braccio di ferro che c'è sulla questione dello statuto speciale, l'elemento in questo momento di rottura sulla trattativa per l'autonomia. Adesso noi andiamo a parlare di una giornata importante, 24 ottobre 1917, esattamente 100 anni fa. L'inizio di una battaglia che è entrata nel vocabolario comune, la disfatta di Caporetto, una battaglia lunga, una battaglia grave, una battaglia che portò a devastazione ma che fu anche l'inizio di una riscossa. La batosta che genera la frustata di orgoglio, la sconfitta devastante che ridà significato al noi come italiani, definizione che per gli umili fino alla Grande Guerra aveva ben poco contenuto. 100 anni fa, il 24 ottobre 1917, la disfatta di Caporetto, che ebbe esiti drammatici nell'immediato non solo sull'andamento del conflitto ma anche sui territori che quella rotta coinvolse. A Caporetto, affermano gli storici, l'Italia poteva andare in pezzi. Si partì da qui, cioè gli austro-ungarici, i tedeschi partirono da qui, andarono verso Udine, il 28 da Udine partì l'ultimo treno di profughi e si portò sulla linea del Piave, dove ci fu la difesa. L'esercito
fu affidato a nuove mani, alle mani di Diaz, del generale Diaz, che riuscì a riorganizzarlo con tutto il paese dietro, perché in quel momento, da quel momento l'Italia resisteva. Ci fu la ripresa del riscatto nazionale, il paese era stanco, era diviso, continuò a essere diviso, ma meno di prima, e soprattutto ci si rese conto che era in pericolo l'unità della nazione. Una nazione che non ne poteva più della guerra e dei suoi comandanti, una nazione che chiedeva basta trincee. La conseguenza diretta di quella rotta nella Marca fu la devastazione. La sinistra Piave veneziana, trevigiana, l'intero bellunese, parte del Vicentino furono devastati, impoveriti. Per quanto riguarda invece la destra Piave trevigiana e l'altopiano di Asiago, il Vicentino eccetera, certo dove era a tiro di granate fu tutto distrutto. Vittorio Veneto, finale effettivo della guerra, Caporetto finale possibile se non ci fosse stata la reazione che portò nel 18 alla vittoria. Per molti Vittorio Veneto si spiega proprio con Caporetto, da qui la necessità di cercare di insegnare dai diversi punti di vista quella pagina di storia di 100 anni fa. Sarebbe bene che a scuola gliela insegnassero, almeno gli raccomandassero di informarsi, soprattutto qui da noi, perché questo fu il nostro campo di battaglia. Mai dimenticare dunque la memoria importante. Adesso vi ricordiamo quali sono i nostri riferimenti per Lo dico ad Antenna. Come sempre sapete, se ci sono disservizi o problemi che ci volete segnalare, con redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. C'è solo il tempo per ricordarvi che fra pochissimo, ore 13, si parlerà di sanità e di un tema, una malattia importante che è come l'Alzheimer, quindi da non perdere questa puntata di ore 13. Questa sera si parlerà delle moschee, si parlerà della questione moschee non solo nella Marca Trevigiana ma anche nel Veneto, dopo la richiesta dell'ultima assemblea degli islamici del Veneto di più centri di preghiera. Lo facciamo con Abdallah Khezragi, portavoce della comunità marocchina di Treviso, e Massimo Candura, segretario cittadino della Lega Nord di Treviso. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, sarà dunque un'altra giornata soleggiata. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto alta pressione in deciso rinforzo, splendida giornata di sole e tempo stabile ovunque con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Le temperature massime saranno attese sui 16-20 gradi, valori minimi previsti sui 5-10 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui sarà un'altra giornata all'insegna del sole prevalente, un po' di nubi sparse qua e là, ma del tutto innocue. Le temperature massime sono attese sui 17-19 gradi, valori minimi previsti sui 6-7 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, tanto sole e bel tempo ovunque, salvo poche nubi sparse e qualche addensamento sulle Alpi di confine. Le temperature sono in generale aumento con massime sui 22-26 gradi, valori minimi attesi sui 4-6 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo, localmente calmo nella laguna di Venezia, i venti deboli settentrionali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.